stata la capitale dell'atletica leggera regionale. L'atletica della vostra regione è un esempio per tutta Italia. Questo è stato il concetto che Franco Arese, gloria del mezzofondo italiano e attuale presidente nazionale della FIDAL, ha espresso aprendo la festa che si è tenuta all'Auditorium di Gorizia per la premiazione dei migliori atleti, giudici e dirigenti del Friuli Venezia Giulia. Questa regione che ha dato dei buoni atleti alla nazionale italiana. Ma io se parlo dei tempi miei, da Vecchiato a Del Forno, insomma ha dato sempre dei grandi tecnici, Anzil, Zanon, Colle, degli anni miei, e oggi continua a esprimere dei grandi campioni. Abbiamo la saltatrice con l'asta, la Giordano Bruno, che è un esempio, perché Giordano Bruno è una ragazza che si è laureata, che lavora e ha fatto il record italiano e credo che andrà alle Olimpiadi. Quindi ecco, questo è un esempio di quello che dicevamo prima. Qui sono nate poi la Trost, che è la grande aspettativa nostra del salto in alto. Continua qui a essere una grande tradizione di atleti e di atlete. Io dico che il messaggio questa volta lo vogliamo ricevere da questa terra, che è un messaggio di carattere duri, forte, di voglia di arrivare. Ecco, questa è la vostra, il Friuli è veramente una regione dove il carattere è forte e determinato e siete persone che avete voglia nella vita di arrivare. Meno di 100 giorni a Londra 2012, il conto alla rovescia è